Tragico incidente stradale in serata tra Giavera del Montello e Arcade, pedone travolto e ucciso da un'auto, vani soccorsi per l'uomo, traffico in tilt in tutta la zona. Il caso della maestra negazionista in una primaria di Treviso, il prefetto chiede una relazione accurata sull'accaduto all'ufficio scolastico provinciale, vogliamo accertare le accuse e capire perché la scuola non abbia vigilato. Rifiuta di mettersi la mascherina, ventenne crea scompiglio alla stazione ferroviaria di Castelfranco, costringendo i passeggeri a cambiare treno, l'intervento dei carabinieri. L'omicidio di San Giacomo di Veglia, l'accusato Giovanni Maria Cuccato nega di aver cercato di uccidere anche la 39enne di cui si era invaghito, domani in carcere l'interrogatorio di garanzia. Contagi e vittime, superato in Veneto il muro dei 5.000 morti e i numeri di ricoveri pari a 7 ospedali di provincia. Zaia, attendiamo il governo sulle restrizioni perché devono essere accompagnate da ristori. Mortalità rispetto alla media dei 3 anni precedenti, il numero dei decessi nelle ultime 2 settimane di novembre è cresciuto del 44%, oggi la media è come quella di marzo-aprile. Chiedere regole chiare alle istituzioni in vista delle nuove restrizioni, il vescovo Tomasi che poi si rivolge ai fedeli, la priorità va alla vita, ognuno assuma atteggiamenti responsabili. La banda della Ruspa ancora in azione nella Marca, la scorsa notte assalto a un distributore di Castello di Godego, sradicata colonnina del denaro, un colpo simile in ottobre a Motta di Livenza. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. In apertura, lo avete sentito anche dai titoli, la tragedia che si è consumata circa un'ora e mezza fa ai confini tra Arcade e Giavera del Montello, intorno alle 18, lungo via degli Alpini, a perdere la vita un uomo, un pensionato ex impresario sessantenne. È stato travolto da un'auto per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine giunte sul posto insieme ai sanitari del SUEM. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pedone. Pesanti i disagi al traffico lungo la via chiusa per consentire alla polizia locale i rilievi del caso. E adesso torniamo a parlare della vicenda di quella maestra definita dai genitori negazionista in una scuola elementare di Treviso, perché il prefetto ha chiesto alla dirigente scolastica una relazione. Voglio capire, ha detto il prefetto, perché non si sia intervenuti prima. Ho chiesto una relazione alla preside perché, come sappiamo, il prefetto ha il compito di verificare l'esecuzione delle misure anti-Covid, ovviamente attraverso le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine intervengono perché devono accertare e quindi sanzionare i comportamenti. Se un comportamento si consuma all'interno, diciamo, al chiuso di una casa, di un ufficio, se qualcuno non segnala è chiaro che le forze dell'ordine non possono intervenire. Una relazione per chiarire esattamente cosa sia accaduto alle scuole elementari Giovanni XXIII di Treviso durante le lezioni di un insegnante che, stando a quanto riferiscono colleghi e genitori, non avrebbe rispettato i protocolli di sicurezza anticontagio. Ieri presidio delle famiglie davanti all'istituto con l'intervento della polizia locale e del sindaco Mario Conte, che ha portato la vicenda all'attenzione del prefetto. Quello che preoccupa non è soltanto il fatto che non abbia utilizzato la mascherina o sia negazionista, ma il fatto che anche di tenere questi comportamenti davanti ai bambini e soprattutto anche con un atteggiamento quasi di dileggio di quelle che sono le regole. Il prefetto spiega come prima di intervenire sia necessario far luce sull'intera vicenda. Deve essere avviato un procedimento disciplinare che spetta ovviamente a quelli che sono, diciamo così, i superiori gerarchici dell'insegnante. Bisogna capire se questo comportamento intanto effettivamente si è realizzato, la gravità che esso può rivestire nell'ambito di quelli che sono i comportamenti previsti, sanzionabili, e che tipo di sanzione può essere applicata. Ma c'è un altro aspetto che il prefetto intende ora chiarire. Voglio capire come mai si è dovuto aspettare la segnalazione delle mamme anche arrabbiate e preoccupate e non si sia magari intervenuti prima da parte di chi doveva vigilare. Se fosse tutto provato quello che si è detto, è un po' grave, è un po' spiacevole che non sia riuscita la scuola ad intercettare prima e a bloccare un comportamento che è assolutamente pericoloso. Anche per il presidente Zaia è importante andare fino in fondo. Se è vero che è così, sottolineo se è vero che è così, sono fatti da condannare e da perseguire. E sulla vicenda interviene anche la dirigente scolastica provinciale, la professoressa Barbara Sardella. Aspettiamo la relazione prima di prendere qualsiasi provvedimento, spiega.
L'ufficio, prima naturalmente di emettere qualsiasi decisione o provvedimento, dovrà prima fare un accertamento su quello che è accaduto. Pertanto già ieri io ho sentito la dirigente scolastica e pertanto a breve, a giorni, mi invierà una relazione. Naturalmente da quello che si evincerà, e quindi naturalmente la dirigente non potrà che riportare le dichiarazioni dei genitori, che a sua volta naturalmente riportano quello che i bambini hanno riportato a casa, quindi sulla base di quello questo ufficio valuterà se effettivamente ci sono i presupposti per magari, non so, contestare anche alla docente eventuali violazioni di norme sulla sicurezza. Verrà avviata un'adeguata istruttoria per capire un po' come sono andati i fatti. Oggi il prefetto ha dichiarato che vuole capire perché non si sia potuto intervenire prima nella vicenda. Ha chiamato la docente invitandola a rispettare appunto le regole, a tenere la mascherina, eccetera. Credo che la scuola, la dirigente scolastica stesse valutando, perché pare che la docente avesse fatto presente un problema di salute, che quindi portava a non usare la mascherina, che lì ci sono state anche delle interlocuzioni tra dirigente e docente, per cui la dirigente ha fatto presente che vi sono anche dei dispositivi alternativi alla mascherina chirurgica. Non è che la scuola è stata inerte, quindi non ha fatto nulla, si è attivata e stava un po' accertando qual era la reale situazione. Rifiuta di mettersi la mascherina, ventenne crea scompiglio alla stazione ferroviaria di Castelfranco, costringendo i passeggeri a cambiare convoglio. È successo ieri sera, intervenuti i carabinieri. Nessuna mascherina sul volto nell'affollato convoglio in partenza alla stazione ferroviaria di Castelfranco, e quando il capotreno gli ha chiesto di indossarla ha cominciato a inveire e creare il caos, tanto da impedire la partenza del treno delle 20 diretto a Venezia. È successo ieri sera, protagonista un ventenne di origini algerine in evidente stato di alterazione alcolica. A rifiuto del giovane, il capotreno ha intimato al ventenne di scendere mentre venivano allertati i carabinieri, ma nemmeno l'intervento dei militari lo ha fatto desistere dalla sua ferma intenzione di non utilizzare alcun dispositivo di sicurezza anti-Covid. Il giovane ha opposto resistenza mentre la tensione saliva alle stelle anche fra i passeggeri, addirittura costretti a causa del ritardo nel frattempo accumulato a proseguire il viaggio su un altro convoglio giunto nel frattempo. Alla fine i carabinieri sono riusciti a riportare la calma. Questo non ha evitato al ventenne di essere pesantemente sanzionato per il suo comportamento. Torniamo all'omicidio di Vittorio Veneto. Domani l'udienza di convalida dell'arresto di Giovanni Maria Cuccato, accusato di aver ucciso il 72enne Luciano Dallava. Il 44enne rigetta l'accusa di aver avuto intenzione di uccidere anche la donna che era con lui. Giovanni Maria Cuccato, in carcere a Santabona con l'accusa dell'omicidio del 72enne Luciano Dallava sabato sera a San Giacomo di Veglia, dovrà ripresentarsi domani mattina davanti al magistrato per confermare o rettificare quanto già raccontato durante l'interrogatorio. Accusato anche del tentato omicidio della donna nigeriana che era in auto con il pensionato e per la quale aveva perso la testa, nega con forza di aver avuto la volontà di farle del male. In merito posso solo dire che il mio assistito ha ripetuto più volte che, considerando che la signora tra l'altro è mamma di 2 bambini, non sarebbe stata assolutamente mai sua intenzione quella di privare i bambini della loro mamma. E quindi mi sento di escludere questa possibilità. L'avvocato ha incontrato Cuccato in carcere. L'ho trovato sempre molto dispiaciuto, addolorato, si è reso conto appunto di ciò che aveva commesso e è prostrato. Era in grossa difficoltà. Cuccato dovrà affrontare nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Domani ci sarà alle 9 l'udienza per la convalida dell'arresto in carcere e poi il giorno successivo, il 17, alle 11:30 è fissato il conferimento dell'incarico al dottor Furlanetto per l'autopsia. Ancora da stabilire se il 44enne originario di Roncade, ma da circa un anno residente a Conegliano, parlerà col magistrato che sarà collegato da remoto dal tribunale. A riguardo non sono in grado di risponderle ora, ho necessità di confrontarmi ancora con lui.
Parliamo dell'emergenza coronavirus, si attendono dal governo nuove misure, soprattutto a ridosso delle festività natalizie, per contrastare gli assembramenti, e quindi un'unica grande zona rossa o arancione che riguardi tutta Italia. E su questo verte il sondaggio che vi presentiamo questa sera, il quesito al quale vi chiediamo di rispondere a regioni e colori. Sistema fallito? Se la vostra risposta è sì, il numero da fare è lo 0422 1626 691. Se invece la vostra risposta è no, il numero da fare è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita ed è sufficiente uno squillo perché venga registrata l'esito questa sera nel corso di Ring. Naturalmente proprio di questo ha parlato anche il governatore Zaia. Sentiremo il punto subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta. Come annunciato, oggi il presidente Zaia è tornato sul tema degli assembramenti nel consueto punto stampa, parlando di una pressione sempre molto alta a livello ospedaliero e sul fronte appunto nuove misure. Dice: aspettiamo le decisioni del governo. La situazione è assolutamente pesante. 3.324 è un numero importante, cioè voi considerate che sono quasi 7 ospedali grandi di provincia che se ne vanno e sono dedicati, orientati, tutti formatati per il paziente Covid. Non si allenta la pressione sugli ospedali veneti con le terapie intensive che sono in linea rispetto al picco di marzo, ma con i ricoveri in area non critica che sono 1/3 in più rispetto alla prima ondata. E oggi arriva anche un dato molto alto legato ai decessi delle ultime 24 ore, numero che va però letto con una considerazione. Sono 165, ma vi dico, poi fate quello che volete, però l'onestà intellettuale è di dire che qui abbiamo dati caricati tardivamente. Intanto ieri dall'incontro con i sindaci sono emerse posizioni diverse tra i primi cittadini, uniti però da una considerazione comune. Le misure sono direttamente proporzionali alla quantità di ristori che potremmo essere sicuri di avere. Rispetto ad eventuali restrizioni che il governo penserà di adottare, siamo pronti ad assumerle anche noi, chiarisce Zaia, che poi aggiunge: e se non si è fatto, diciamo, il volo dell'angelo per assumerle, è per un semplice motivo, perché vi ricordate le ultime che ho assunto, senza nessun ristoro. Se invece non c'è una decisione, diciamo, affiancata dai ristori, è ovvio che si va a una soluzione di minima semplicemente per gli assembramenti del sabato e della domenica. Si attende dunque la decisione del governo, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Non provvediamo ancora a scelte autonome per un semplice motivo, che è partita un'interlocuzione di tutte le regioni italiane con il governo. Sentendo sia il governo che i colleghi, immagino che la volta di domani una decisione ci sarà. Ed è notizia di oggi che l'approvazione del vaccino anti-Covid da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali potrebbe arrivare entro Natale, anticipando dunque i tempi previsti. Noi siamo qui che preghiamo che arrivino i vaccini, ma preghiamo veramente, perché se arrivano i vaccini almeno abbiamo un raggio di sole in questa tragedia. E a proposito di contagi, sono 1672 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime ore rispetto al report di questa mattina, mentre complessivamente nella nostra regione nelle ultime 24 ore si registrano 3.339 nuove positività. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, nelle ultime ore sono 264 i positivi, nelle ultime 24 ore invece il numero sale a 633 nuovi positivi. E si è anche superata sul fronte decessi la soglia dei 5.000 morti, sono esattamente 5.036 le persone che da inizio emergenza hanno perso la vita. E a proposito di mortalità, gli effetti del Covid si riflettono proprio sull'aumento dei decessi in Veneto rispetto alla media dei 3 anni precedenti. Il numero dei morti nelle ultime 2 settimane di novembre è cresciuto del 44%. È l'aspetto più drammatico di un'epidemia che al momento ha già provocato circa 5.000 decessi nel solo Veneto. Si tratta dell'aumento della mortalità rispetto a quella che era la media dei 3 anni precedenti l'arrivo del coronavirus. Abbiamo visto che gli ultimi 15 giorni di marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati quelli peggiori per quanto riguarda questo tipo di esito, con un eccesso di mortalità compreso fra più il 38-39% rispetto ai dati dello stesso periodo valutati nei 3 anni precedenti. Nel mese di novembre, nei primi 15 giorni di novembre abbiamo un più 32%
e la seconda metà di novembre 44%. Nel dettaglio, nel periodo marzo-aprile il maggiore aumento di decessi rispetto alle medie degli anni precedenti si è registrato nell'ULSS Scaligera, più 42%, e nell'ULSS Pedemontana, più 33%. I maggiori aumenti a novembre sono stati ancora nell'ULSS Scaligera, più 59%, Berica, più 57% e Dolomiti, più 51%. Viceversa, l'incidenza minore, sia in primavera che in autunno, si è registrata nelle ULSS Polesana e del Veneto orientale. Lì le condizioni di rischio legate alla mortalità sono l'appartenenza al sesso maschile e poi l'età superiore ai 70 anni, concentrandosi soprattutto sopra i 75 anni e sopra gli 80 anni. In quest'ultimo periodo l'incidenza del contagio, vale a dire il più alto numero di positivi, si concentra in una fascia d'età tra i 25 e i 64 anni. Siamo noi dell'età media che contraiamo l'infezione e probabilmente la portiamo agli anziani che poi vanno incontro ai ricoveri e vanno incontro a morte. Il servizio epidemiologico regionale ha anche registrato un aumento di decessi senza una diagnosi precisa di Covid per chi soffre di patologie croniche, in particolare diabete e patologie respiratorie e circolatorie. Voltiamo pagina. OVS ha presentato un'offerta vincolante volta all'acquisizione di alcuni asset di Stefanel attualmente in amministrazione straordinaria, tra cui in particolare il brand storico dell'azienda. In considerazione dell'entità di tale offerta, i mezzi finanziari necessari risultano essere ampiamente nelle disponibilità correnti del gruppo, si legge in una nota di OVS, la cui assemblea ha tra l'altro approvato oggi all'unanimità un aumento di capitale da 80 milioni di euro per cogliere opportunità di crescita per linee esterne attraverso fusioni e acquisizioni. Nuove restrizioni per le feste, ipotesi lockdown. Il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno si dice favorevole. L'incertezza sta stremando un tessuto produttivo già provato, spiega, e i numeri su export e perdita di posti di lavoro confermano le difficoltà. È favorevole a un vero e proprio lockdown a Natale e Capodanno il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno Mario Pozza, alle prese con un quadro del 2020 in forte perdita, meno 11% dell'export rispetto al 2019 e con la necessità di studiare un modello di accesso al credito più fluido per il 2021 da parte delle piccole e medie imprese, per il quale sono invece previste nuove regole giudicate penalizzanti. A questo punto, vista la situazione che i contagi non calano, probabilmente sarà l'unica soluzione. Vediamo che la Germania, l'Inghilterra e altri paesi la stanno affrontando in questo modo qui. Probabilmente bisogna a questo punto staccare la spina, tra virgolette, per poter riaffrontare la terza emergenza, perché qui si parla di terza emergenza. Pozza, che ha tenuto in queste ore una web conference con Banca d'Italia da cui sono emersi dati preoccupanti, in Veneto da gennaio a novembre si è registrato un calo di 37.000 posti di lavoro dipendente. Il sistema è in forte difficoltà, pur se a macchia di leopardo a seconda dei settori. Un provvedimento chiaro, anche se drastico, dice, sarebbe preferibile a un'incertezza che frena la volontà d'impresa. C'è tutto un caos e quindi questo crea incertezza, non crea assolutamente possibilità di investimenti, anche perché ci sono certe attività che hanno bisogno del loro tempo per mettersi in moto, ci sono attività che non gli puoi dire oggi sei aperto, domani mattina chiudi, perché cosa succede? Che tutto il materiale che devono avere per partire magari è da buttare via se sono legati ad esempio alla ristorazione, cito la ristorazione ma ci sono altre attività, qui è tutta un'incertezza e sull'incertezza regna la confusione e quindi l'imprenditore cosa fa? Deve cambiare tutta la produzione o addirittura chiudere l'azienda. E a chiedere regole chiare alle istituzioni in vista delle nuove restrizioni è anche il vescovo Tomasi, che oggi ha incontrato la stampa. La priorità va alla vita, dice, ognuno assuma atteggiamenti responsabili. Questo è un periodo in cui abbiamo persone che si ammalano, che soffrono e che muoiono. E se con i nostri comportamenti, con le nostre decisioni, anche con i nostri sacrifici possiamo evitare tutto questo anche a solo una persona della nostra comunità, abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere. Parla di dovere il vescovo di Treviso in questo strano Natale 2020, dove fede e cronaca non sono mai stati così vicini, con lo stesso Tomasi che non si sottrae nemmeno dal commentare le recenti immagini di Ressa in centro. Quello che non ci viene vietato è
chiaro che lo viviamo come un'esperienza normale e questo può anche essere giusto, però ogni nostro gesto ha delle conseguenze. Inevitabile guardare anche al dibattito sulle sempre più certe restrizioni di Natale. Qui il Vescovo chiede regole chiare. Sarebbe bello sapere quello che viene deciso, quando viene deciso, e che sia chiaro e che sia possibile per tutti anche realizzarlo e dare le indicazioni di conseguenza, per esempio a me, alla Chiesa di Treviso. Chiesa di Treviso che, se necessario, farà ancora una volta la sua parte, come già dimostrato con l'anticipazione della messa di mezzanotte. Il Signore lo celebriamo davvero in ogni momento della nostra vita e non sarà mai l'ora di una messa a darne il senso, il significato. Ma il pensiero del Vescovo va alle persone più colpite dalla pandemia anche dal punto di vista economico. La Caritas sta lavorando molto, vede un aumento fino al 30-35% delle richieste di famiglie che chiedono di avere degli aiuti, soprattutto per crisi di liquidità. Ci sono tante spese che non si possono comprimere e le entrate per molti sono ridotte. La cronaca, assalto la notte scorsa con un escavatore al distributore Kuwait di Castello di Godego, ancora da quantificare il bottino del colpo. La luce del giorno mostra la devastazione causata dall'escavatore utilizzato all'alba per un vero e proprio assalto alla pompa di benzina in via Caprera a Castello di Godego. Sono circa le 5 quando una banda composta da più persone è entrata in azione abbattendo con il macchinario le 2 colonnine per il pagamento self-service. Una volta sradicati, i malviventi hanno preso una delle 2 cassettine contenenti il denaro per poi fuggire, sembra, a bordo di un furgone. L'escavatore invece è stato abbandonato. Il danno è in corso di quantificazione. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della stazione di Castelfranco sono partite immediatamente appunto per identificare gli autori. Quanto accaduto a Castello di Godego non è però un episodio isolato. Lo scorso 2 ottobre a Motta di Livenza, assalto con la ruspa ad un distributore Kuwait. Una decina di giorni più tardi, scena simile a San Michele al Tagliamento, e solo nel Rodigino negli ultimi mesi sono stati 5 i colpi portati a termine con lo stesso modus operandi. Per noi in questi casi è molto importante incrociare sia il contributo informativo che può derivare dalle nostre stazioni carabinieri presenti sul territorio, ma è importante anche la collaborazione sicuramente dei cittadini nel segnalare movimenti sospetti, proprio perché questi malfattori si servono spesso di mezzi rubati nelle vicinanze di questi obiettivi. Anche in questo caso diventa fondamentale la collaborazione dei cittadini. Rivolgersi ai carabinieri, chiamare il 112 ogni qualvolta si vedessero appunto movimenti sospetti, soprattutto in ore notturne, di mezzi che naturalmente non vengono utilizzati in quegli archi temporali, insomma. Allarme solitudine nella Marca, aggravata dal Covid, che potrebbe ulteriormente complicarsi a Natale, da qui la non stop natalizia di Telefono Amico Treviso. La non stop natalizia è un'attività che svolgiamo da sempre, perché siamo consapevoli che il periodo di Natale è un periodo in cui c'è molto bisogno di famiglia e di non sentirsi soli. Non sentirsi soli a Natale, soprattutto in questo strano Natale 2020. È questo l'obiettivo di Telefono Amico, che per 2 giorni consecutivi, il 25 e 26, risponderà a chi per un motivo o per l'altro sarà o si sentirà solo. La non stop arriva dopo un anno difficile, con richieste di aiuto che sono raddoppiate anche nella Marca. I motivi sono i più disparati: problemi economici e tensioni familiari innanzitutto. Noi qui nel territorio abbiamo avuto un incremento del 50%, quindi le telefonate, che prima erano 7 per turno, che intendo le 3 ore per turno, ora sono diventate 15 e il WhatsApp stiamo arrivando anche a 30 chat per turno. C'è un'impennata di questo bisogno di avere un contatto. Un bisogno di contatto che riguarda tutte le fasce d'età. Aumentano i giovani mentre gli uomini superano le donne negli accessi. La garanzia è quella dell'anonimato, il consiglio, quello di non vergognarsi. Non dobbiamo avere paura di ammettere di avere questo tipo di difficoltà e soprattutto non dobbiamo avere paura poi di magari rivolgerci a qualcuno che possa aiutarci. Siamo adesso alle notizie da Belluno e provincia.
E resta anche nel bellunese altissimo lo stress negli ospedali. A parlare di un novembre nero sul fronte dei decessi è il report diffuso nel pomeriggio dalla Regione. Anche per questo le stesse istituzioni locali, a partire dalla provincia, sono a favore di nuove restrizioni. Purtroppo con i numeri come sono adesso non posso che essere d'accordo su restrizioni che possano ovviamente salvaguardare la vita dei cittadini, perché la salute è prima di tutto. Se la linea del governo sarà quella di maggiori restrizioni, nessuno si tirerà indietro, dice il presidente Padrina nel giorno in cui la stessa Ulsa Dolomiti conferma un quadro inquietante del contagio tra le Dolomiti, dove i positivi attuali hanno superato i 5.000 su una popolazione di poco più di 200. Tutto questo sta mettendo veramente a dura prova tutta la nostra struttura ospedaliera nella nostra provincia. Nel pomeriggio arriva anche il dato ufficiale del Servizio Epidemiologico Regionale. Nel bellunese nel mese di novembre 2020 c'è stato il 51% in più dei decessi rispetto alla media dei 3 anni precedenti, in termini assoluti 303, a fronte di un dato che si era attestato attorno ai 200. Non possiamo nasconderci di fronte ai numeri, e questo è un dato obiettivo, dei ricoveri. I ricoveri che sono significativamente superiori rispetto a questa primavera. Una situazione che spinge il presidente della provincia a un nuovo appello a ridosso del Natale. Non nascondo certo le mie preoccupazioni per queste giornate dove le nostre strutture sanitarie sono fortemente sotto pressione e il numero dei contagi è davvero elevato. Quindi il mio è un appello veramente a tutti i cittadini bellunesi affinché possano seguire, anzi che debbano seguire tutte quelle che sono le norme che sono state imposte per evitare i assembramenti, l'utilizzo della mascherina. Lo faccio veramente in un momento che è di estrema difficoltà. La provincia di Belluno guarda anche alle conseguenze economiche della pandemia. Ha presentato oggi un bando da €500.000 a favore degli impianti di risalita tra i settori più colpiti. A rischio anche la ripartenza del 7 gennaio. È un indotto che a livello veneto vale circa €600 milioni e noi abbiamo proprio pensato a loro perché sono i primi che soffrono, però dopo possono far ripartire tutto il mondo del turismo, quindi il mondo sia dell'alberghiero, ricettivo e ristorativo. Il principio è semplice: se ripartono gli impianti di risalita riparte la montagna con il suo indotto. Da qui il bando presentato in provincia, €500.000 a sostegno delle società operanti nel comparto, una misura di sostegno a chilometro zero per una categoria costretta allo stop che sulla carta dovrebbe riaprire il 7 gennaio, ma il condizionale è sempre più d'obbligo. Purtroppo però per quella data ancora non abbiamo i protocolli, le linee guida per poter aprire. Senza quelle non riusciamo neanche ad organizzarci in questo momento di lockdown per quanto ci riguarda e comunque sappiamo essere delle linee molto restrittive che necessitano per forza una programmazione, un'organizzazione e anche personale aggiuntivo per gestirle. Quindi costi che si vanno a sommare ad altri costi senza la garanzia di un fatturato certo, che questo mancherà a partire dagli stranieri e anche la limitazione degli spostamenti per quanto riguarda gli italiani. In particolare lo stop di Natale provocherà danni milionari. Un aiuto in queste settimane, nonostante tutto, è arrivato dal cielo. Si parla di perdite che vanno dal 50 al 70%. L'unico vero ristoro che è arrivato ad oggi è la neve che è caduta dal cielo, che limita le nostre spese e limita di fatto le nostre perdite. E siamo alla nostra rubrica Il tuo presepe. Questa sera vi facciamo vedere le creazioni della famiglia Matera Boff di Trevignano, Barbara di Soligo, Giuseppe Massolin di Ponzano Veneto, Luca da Soller da Tarzo e Marco Savignano da Treviso. Ciao, io mi chiamo Leonardo Matera, vi parlo da Trevignano. Questo qui è il mio presepe, l'ho fatto con amore e passione con i miei nonni. Ciao, buon Natale a tutti!
Vi ricordo questa sera alle 21:15 nuova puntata di Ring, ospiti Mario Conte, sindaco di Treviso, e poi Pietro Bean del Partito Democratico, il senatore Marco Marin di Forza Italia, Alberto Villanova della Lega, Marco Bonet del Corriere del Veneto e poi l'avvocato di diritto bancario Paolo Quaggetto. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Cala lievemente la pressione atmosferica, debole perturbazione in transito nella giornata di mercoledì 16 dicembre. Vediamo che conseguenze avrà sul nostro territorio. Iniziamo dal Veneto. Avremo una leggera variabilità con nubi un po' più compatte nelle prime ore e con riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante appunto le ore più fredde della giornata. In mattinata poi si potranno avere anche locali piovaschi, in genere deboli e a carattere sparso. Temperature minime in calo tra 1 e 4 gradi, valori massimi invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti. In mattinata saranno possibili occasionali piogge, specie sulle pianure. Temperature minime fino a 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, molte nubi, ma nel pomeriggio saranno possibili anche delle schiarite maggiormente soleggiate. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.